Presidente, domani ad Agrigento la finale del concorso scolastico 24-25, io e i miei nonni, esperienze e riflessioni, organizzato dalla CISL Pensionati. Un'iniziativa sicuramente lodevole e importante che giunge al suo traguardo. Sì, domani c'è la premiazione di questo concorso scolastico nazionale organizzato insieme alla CISL anche dall'associazione Nonni 2.0. Domani c'è la premiazione dei migliori. Il concorso ha riguardato sia le scuole elementari, sia le scuole medie, sia le scuole superiori, ed è stato molto utile farlo, è bello farlo, perché ancora una volta si è dimostrata il grande affetto che i nipoti hanno per i nonni, e quindi è un fattore, a nostro parere, di legame dell'intera società. Quindi siamo molto contenti di averlo fatto, siamo molto contenti di essere ad Agrigento, capitale culturale per il 2025, e siamo contenti di questo rapporto nato con la CISL Pensionati, i quali, essendo pensionati, sono quasi tutti nonni, e quindi è un aspetto molto positivo per l'intera società. Insomma, occorre valorizzare la figura del nonno come fattore che tiene insieme la famiglia e tiene insieme quindi l'intera società. Un lavoro che voi fate quotidianamente, ovviamente, durante tutto l'anno. Sì, durante tutto l'anno noi come associazione Nonni 2.0 facciamo incontri culturali, ogni mese ci vediamo tra di noi per aiutarci a formulare dei giudizi giusti nei confronti soprattutto dell'educazione, perché noi nonni abbiamo ancora una responsabilità educativa che dobbiamo raccordare, naturalmente, perché la principale responsabilità educativa è dei genitori, però credo che abbiamo una funzione da vivere con equilibrio e con correttezza con i nostri figli, cioè i genitori dei nostri nipoti.